Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo a Taglio di Po nella piazza Venezia, una delle piazze spinose del paese. Siamo con il vice sindaco Matteo Sacchetta. Allora, ormai ci siamo, finalmente metterete mano a questa piazza. Allora sì, cominceremo con le strade laterali della piazza, cosiddette piste, che verranno fresate tutte e riasfaltate completamente. Ma il problema più importante, oltre alle strade, è l'alberatura che ha interessato queste strade, perché radici che sono affiorate in superficie sono estremamente pericolose, tanto che sono diversi i sinistri che sono avvenuti sia con persone a passeggio sia ovviamente ai veicoli. Da qui necessariamente dovevamo prendere una decisione come affrontare il problema dei pini prima delle strade, perché riasfaltare le strade con questo problema di riaffioro delle radici sarebbe stato praticamente buttare via soldi, perché prima o poi sarebbero riaffiorate. Siamo passati per un'ipotesi di fresatura superficiale delle radici, ma avrebbe comportato un indebolimento della struttura radicale dell'albero, tanto da eventualmente creare dei problemi di caduta dell'albero stesso, visto comunque che ultimamente ogni acquazzone porta con sé un vento con notevole forza. Il problema sarebbe stato quello di caduta, con ovvi ovviamente danni per persone, veicoli, ma soprattutto con danni che all'asfalto stesso, perché se noi andiamo a riasfaltare e un domani cade l'albero, rovinerebbe tutto l'asfalto appena steso. Quindi necessariamente abbiamo optato, non con poca sofferenza, per la rimozione degli alberi. Ecco, ci sottolineavano che sono alberi particolari, autoctoni, con un certo pregio, quindi li tirerete via, riuscirete a riutilizzarli? Allora, purtroppo no. Nel senso che questi alberi sono qui ormai, sono storici, infatti da qui la sofferenza maggiore di tirar via una parte della storicità della piazza. Purtroppo però sono ormai arrivati alla fine questi alberi. Per ovviamente arrivare a dire questo ci siamo fatti assistere da un esperto che ha predisposto una perizia dopo aver fatto diversi sopralluoghi. Questa perizia ha portato inevitabilmente e ineluttabilmente a decretarne comunque la necessità di abbattimento. Questo però ovviamente non sarà un tirar via per lasciare spazio a nessuno, ma verrà eseguita una ripiantumazione. Infatti, motivo dello studio del perito forestale, scusate, del dottore forestale che è stato interessato, il dottor Borgato Mauro, ci ha permesso di studiare anche un modo di ripiantumazione di ulteriori alberi. Ecco, parliamo un po' di tempi tecnici. La fresatura, per esempio, quando inizierà? Allora, prima della fresatura ovviamente sarà bisogno dell'abbattimento degli alberi. Comunque l'affidamento avverrà entro un mese dei lavori, e i lavori necessariamente arriveranno a primavera. Perché dico necessariamente? Perché l'abbattimento sarà un lavoro che porterà via non tantissimo tempo, poi bisognerà ovviamente procedere alla riasfaltatura, che potrà essere fatta solo in periodo con un clima più mite, ecco, non con il freddo, perché si creerebbero dei problemi nell'asfalto stesso di crepe e quant'altro. Altra spina nel fianco, la fontana? La fontana sarà il successivo passo, al quale necessariamente però dovranno essere interessati dei finanziamenti statali. Stiamo cercando con l'ufficio tecnico finanziamenti in tutte le direzioni, dal PNRR, fondi europei, a qualunque altro tipo di sovvenzione, perché ovviamente è un investimento veramente importante. L'opera è stata resa possibile grazie al reperimento di finanziamenti sia del PNRR, ma anche un cofinanziamento del Comune, che è riuscito ad affrontare un apporto a questa opera. Ecco, in totale riesce a darci una cifra? Sono 269.000 euro, di cui 220 a impegnare il PNRR e i restanti 49 sono ad opera del Comune col cofinanziamento.